compagnia con mister Renato Ronjega. Allora mister, un girone di andata che ha visto la formazione giallo-blu con qualche battuta d'arresto, il cammino invece è migliorato nel girone di ritorno, se non erro 5 punti in più rispetto al girone d'andata in questo momento. Un Verona che stava girando a 1000, c'è questa lunga sosta, prima per l'impegno di Champions League della Torres, poi per gli impegni della Nazionale Azzurra. Dunque 2 settimane di stop, come le vede? Ma peccato che siano arrivate perché stavamo giocando molto bene, però credo che comunque anche queste 2 settimane facciano bene in modo da poter recuperare tutte le atlete che sono infortunate, ma soprattutto perché noi stiamo lavorando tanto e i risultati si stanno vedendo. Si tornerà in campo tra 2 settimane, arriverà il Napoli, Verona che ha vinto facile allo stadio del Vomero, però sono sempre partite da non sottovalutare, soprattutto perché ci saranno le nazionali Gabbiadini e Di Criscio che rientreranno proprio alla vigilia della partita. Certamente le nazionali saranno stanche, però teniamo presente che abbiamo comunque dietro delle ottime giocatrici. Relativamente al Napoli credo che sia una partita difficile, anche perché ormai danno più difficoltà a queste partite con le squadre in bassa classifica che con quelle già salve. Avranno 1000 motivazioni, vorranno portare a casa dei punti, noi invece vogliamo far bottino pieno. Un quarto posto che ormai è consolidato, difficile riuscire a scalare qualche gradino perché davanti non si fermano, però è un Verona che sta lì fino alla fine e tutto sommato non è una posizione da buttare via. No, direi di no, è la stessa posizione dell'anno scorso, tenendo presente che abbiamo rinnovato tantissimo, abbiamo ringiovanito parecchio la rosa. Peccato, come già detto, che il campionato non sia iniziato un mese fa, perché altrimenti avremmo potuto dire la nostra anche noi. È chiaro, il girone di andata non è stato un grandissimo girone, però stiamo andando alla grande ora. E poi c'è questa Coppa Italia, ci sarà la gara unica secca giocata in casa per i quarti di finale con il Mozzanica e già questo sarà un banco di prova piuttosto importante. Noi effettivamente stiamo lavorando particolarmente per questi impegni, vogliamo arrivare a quel momento al top della condizione. Sappiamo che il Mozzanica è una squadra tosta, è una squadra difficile, abbiamo sofferto in campionato sia all'andata che al ritorno pur vincendo, però vogliamo questa Coppa a tutti i costi. Le ragazze in questo periodo come stanno lavorando? Ci sono queste 2 settimane da occupare, poi mancheranno anche le nazionali azzurre. Un Verona che è impegnato comunque su più fronti, amichevoli anche di prestigio con gli ex giallo-blu, manifestazioni anche per farsi vedere nelle scuole, nei vari comuni, insomma le attività non mancano anche senza la partita ufficiale. Ma certamente noi siamo sempre impegnati 7 giorni su 7, anzi direi 6 perché la domenica la lasciamo libera, però lavoriamo tanto sia diremo sotto l'aspetto tecnico, fisico e tattico, ma anche sotto l'aspetto delle immagini, perché reputiamo che questo calcio femminile deve fare un grande passo in avanti e noi vogliamo essere i fautori di questo.